Benvenuti in questo emozionante viaggio alla scoperta delle 10 imperdibili destinazioni da visitare in Germania. Prima di iniziare, è importante sottolineare che questa non è una classifica, ma piuttosto la nostra selezione basata su alcuni parametri specifici. Ogni viaggiatore ha gusti e interessi diversi, e questa selezione tiene conto di diversi criteri, come la storia, la cultura, la bellezza architettonica e i paesaggi. Quindi, sappi che queste sono solo alcune delle tante meraviglie che la Germania ha da offrire. Senza ulteriori indugi, partiamo per questo viaggio alla scoperta delle magnifiche attrazioni della Germania. La nostra prima tappa è Norimberga, una città intrisa di storia e fascino medievale. La storia di Norimberga si riflette nel suo centro storico, ben conservato, dove le stradine acciottolate e le case color pastello incantano i visitatori. Ammira la magnificenza del castello imperiale di Norimberga, un'imponente fortezza risalente all'XI secolo, che offre una vista panoramica sulla città. Percorrendo le mura, sentirai il fascino di un passato glorioso. Norimberga è famosa anche per il suo mercatino natalizio, uno dei più grandi e affascinanti d'Europa. Nel periodo natalizio, le piazze si riempiono di luci e colori. Non dimenticare di assaggiare la deliziosa specialità locale, i Lebkuchen, biscotti al miele che conquisteranno il tuo palato. Norimberga offre anche esperienze culturali indimenticabili, come il centro di documentazione sul nazismo e il memoriale dei processi di Norimberga, situato nell'ex Palazzo di Giustizia. Se ami l'arte, Norimberga ha molto da offrirti. Nel centro storico trovi numerosi musei e gallerie d'arte, dove potrai ammirare opere di artisti famosi e scoprire talenti emergenti. La nostra seconda tappa è Füssen, una perla nascosta tra le Alpi bavaresi. Questa incantevole cittadina si trova in un maestoso scenario montano e offre un panorama fiabesco dominato dal castello di Neuschwanstein, un'opera architettonica senza eguali. Il castello è stata la fonte di ispirazione per il castello della Bella addormentata nei film Disney. Passeggiando nei suoi saloni riccamente decorati e lungo i suoi torrioni, ti sentirai un principe o una principessa. Füssen è molto più di un castello. Passeggiando per le sue strade pittoresche, scoprirai il fascino di questa cittadina dalle case colorate e gli affascinanti negozi di artigianato locale. Se ami la natura, Füssen è il posto perfetto per te. La prossima sosta è a Potsdam, una città di maestosa bellezza architettonica e dai giardini incantevoli. L'attrazione principale di Potsdam è il complesso di palazzi e giardini di Sanssouci, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il complesso comprende diversi edifici in stile rococò, neoclassico e romantico. Il cuore del complesso è il Palazzo di Sanssouci, costruito per volere di Federico II il Grande, re di Prussia. Altri edifici degni di nota sono il Nuovo Palazzo, costruito come dimora per gli ospiti illustri, la Galleria dei Dipinti, la Casa Cinese, costruita come padiglione da tè in stile orientale, l'Orangerie, costruita per ospitare le piante esotiche in inverno, e il Palazzo di Charlottenhof, costruito come residenza per il principe ereditario Federico Guglielmo IV. Il complesso è anche famoso per i suoi splendidi giardini. Potsdam è anche famosa per il castello di Cecilienhof, un edificio che fu il luogo in cui si tenne la conferenza di Potsdam nel 1945, dove i leader degli alleati decisero il destino della Germania e dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Immergiamoci nella magia di Brema, una città che sembra uscita direttamente da una fiaba incantata. Il cuore della città è il municipio di Brema, un'opera d'arte gotica risalente al XV secolo, che si erge maestoso sulla piazza del mercato. Questo magnifico edificio simboleggia il potere e la prosperità della città nel Medioevo, e ospita ancora oggi le celebrazioni e gli eventi importanti. Brema ha però un altro fascino nascosto nelle stradine del quartiere Schnur, dove case colorate a graticcio, antichi negozi d'artigianato e accoglienti caffè creano un'atmosfera incantata.
Percorrendo i suoi vicoli, ti sembrerà di essere tornato indietro nel tempo e potrai ammirare l'abilità degli artisti locali che espongono le loro opere. Un altro simbolo iconico di Brema è la statua dei musicanti di Brema, ispirata dalla fiaba dei fratelli Grimm. Camminando lungo il fiume Weser, lasciati trasportare dal suono degli artisti di strada e goditi la tranquillità di questo luogo affascinante. Il paesaggio fluviale aggiunge un tocco di serenità e romanticismo a questa città dalle mille sfaccettature. Da Brema ci spostiamo verso Lubecca, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1987. Questa città ha conservato intatto il suo fascino storico e ti accoglie con i suoi mattoni rossi, una caratteristica distintiva delle costruzioni locali. La chiesa di Santa Maria ti lascerà senza parole con la sua maestosità. Questa imponente cattedrale gotica offre uno spettacolo eccezionale, sia dall'esterno che dall'interno. Un'altra esperienza imperdibile a Lubecca è una passeggiata nel quartiere dell'Ostentor. Qui ti sembrerà di essere tornato indietro nel tempo, mentre esplori gli edifici storici e scopri l'affascinante storia della città. Per concludere la visita a Lubecca, fai una sosta in uno dei caffè locali e gusta una fetta della celebre torta marzapane. Lasciamoci ora incantare dalla bellezza di Colonia, una delle gemme culturali della Germania. La sua attrazione principale è la cattedrale. Questo capolavoro gotico ti lascerà a bocca aperta con i suoi dettagli intricati e le sue spire maestose. Salendo sulla torre della cattedrale, avrai una vista panoramica impressionante sulla città e il fiume sottostante. Colonia ha molto altro da offrire. Il centro storico è un labirinto di strade acciottolate, caffè affacciati sul fiume e edifici storici. Passeggia per le viuzze pittoresche e scopri i suoi mercati vivaci, dove puoi acquistare tutto, dalle prelibatezze locali ai souvenir. Lungo il fiume Reno, goditi un tranquillo pomeriggio passeggiando o facendo un giro in bicicletta. Non dimenticare di assaggiare la famosa birra di Colonia, mentre ti immergi nell'atmosfera allegra e festosa della città. Colonia offre anche una vivace scena culturale, con numerosi musei, gallerie d'arte e teatri. Il Museo Ludwig è una tappa imperdibile per gli amanti dell'arte moderna e contemporanea, con opere di artisti come Picasso e Warhol. La Main Tower ti accoglie mentre ti avvicini a Francoforte, una città che unisce modernità e storia. Questa metropoli è il centro finanziario dell'Europa e si distingue per il suo skyline unico e affascinante. Dalla Main Tower si gode una vista panoramica spettacolare sulla città, consentendoti di ammirare l'armoniosa combinazione di edifici storici e grattacieli moderni. Il Romerberg, la piazza storica di Francoforte, è circondato da splendidi edifici medievali. Il Romer, l'antico municipio, è uno dei simboli più famosi della città e ancora oggi è sede del governo cittadino. Nel periodo natalizio, il Romerberg si trasforma in un'incantevole fiera di Natale, con luci scintillanti e mercatini che invogliano i visitatori a scoprire le tradizioni locali. Francoforte ha anche una ricca offerta culturale, con una vasta gamma di musei, teatri e gallerie d'arte, come il Museo Stadel, che ospita una delle più importanti collezioni d'arte europea dal XIV al XXI secolo. Proseguiamo il nostro viaggio con Monaco di Baviera, una città che esprime l'eleganza e la maestosità della cultura bavarese. Questa città cosmopolita è famosa per la sua ospitalità, il suo stile di vita rilassato e le tradizioni secolari che si fondono con la modernità. L'icona principale di Monaco di Baviera è la residenza, un vasto complesso reale che per secoli è stato la sede dei sovrani bavaresi. Hofgarten, situato proprio di fronte alla residenza, è il luogo ideale per una passeggiata rilassante e ospita il Tempio di Diana, un padiglione circolare in stile rinascimentale. Non puoi visitare Monaco senza assaggiare la cucina bavarese. In una tipica birreria, ordina una succulenta salsiccia bavarese accompagnata da crauti e purè di patate.
E naturalmente, non dimenticare di accompagnare il pasto con una fresca birra locale. L'Altstad, il centro storico di Monaco, offre una straordinaria varietà di negozi, boutique, caffè e ristoranti. Dalla cima della torre della chiesa di San Pietro, puoi ammirare l'intera città e le Alpi sullo sfondo. Infine, scopri l'atmosfera festosa di Monaco durante l'Oktoberfest, la festa popolare più grande e famosa al mondo. Ogni anno, milioni di visitatori affollano i prati di Theresienwiese per festeggiare e divertirsi al ritmo delle tradizionali bande di musica bavarese. La nostra prossima tappa è Amburgo, la città più grande del nord della Germania e il principale porto del paese, situato sul fiume Elba. Tra le attrazioni più famose di Amburgo, spicca il municipio, un imponente edificio in stile neorinascimentale, con una facciata decorata con statue di 20 imperatori tedeschi e una torre alta 112 metri, da cui si gode una bella vista sulla città. Un altro simbolo di Amburgo è la Kunsthalle, il museo di arte antica, moderna e contemporanea, è uno dei musei più antichi e prestigiosi della Germania. Per gli amanti della natura, Amburgo offre la possibilità di fare una passeggiata lungo gli Alster. Gli Alster sono stati creati nel XIII secolo con la costruzione di una diga sul fiume Alster e sono divisi in Alster esterno e Alster interno. Infine, non si può perdere una visita agli Speicherstadt, il quartiere dei magazzini, costruito tra il 1883 e il 1927. Gli Speicherstadt sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2015. Qui si trova anche il Miniatur Wunderland, il più grande plastico ferroviario del mondo, che riproduce fedelmente paesaggi e città di vari continenti. Concludiamo il nostro percorso con la vivace e affascinante Berlino, capitale della Germania. Questa città offre una straordinaria varietà di storia, arte, cultura e innovazione. La Porta di Brandeburgo è il simbolo più noto di Berlino e della sua storia di divisione e riunificazione. Affacciata sul Parco Tiergarten, questo è uno dei luoghi preferiti dai locali per rilassarsi e godersi il verde. Berlino è una città che porta le tracce dei grandi cambiamenti che ha vissuto nel corso della storia. E il muro di Berlino ne è la testimonianza più emblematica. Visitare i resti del muro è un'esperienza emozionante e toccante, che ti farà riflettere sulla libertà e sull'importanza della pace. Berlino ha anche un volto moderno e vivace, con una scena artistica e culinaria all'avanguardia. Esplora il quartiere di Kreuzberg, dove troverai molti ristoranti internazionali, gallerie d'arte e caffè. La vita notturna di Berlino è famosa in tutto il mondo, e il quartiere di Friedrichshain è il luogo ideale per ballare tutta la notte in alcuni dei migliori club della città. Il nostro viaggio tra le 10 imperdibili attrazioni della Germania giunge al termine. Ricorda che questa selezione è soggettiva e ognuno può creare la propria lista personalizzata di mete da visitare. Se hai apprezzato questo viaggio virtuale, ti chiediamo gentilmente di lasciare un like e di iscriverti al nostro canale per scoprire altre destinazioni e avventure entusiasmanti. Vi ringraziamo per averci accompagnato in questo affascinante percorso e ci vediamo presto per nuove esplorazioni. Buon viaggio!